Avete alberi di arance in giardino o riuscite a reperire frutti biologici non trattati chimicamente? Approfittatene anche voi come me e preparate la pasta di arance che potrete utilizzare ogni volta che vorrete preparare un dolce a casa. Questa ricetta molto facile e anche abbastanza veloce richiede l'uso di due soli ingredienti, arance e zucchero. Le tagliamo a pezzi per individuare eventuali semini e poterli togliere. Come vedete non togliamo nulla ai frutti, nemmeno la scorza, ecco perché è necessario che siano biologici. Stabilito il peso delle arance, possiamo metterle in una pentola e aggiungere lo zucchero. Il peso dello zucchero dovrà essere sempre la metà del peso delle arance, quindi se ho mezzo chilo di arance aggiungerò 250 grammi di zucchero. Adesso bisogna lasciare macerare questi due ingredienti per circa un quarto d'ora. Poi possiamo andare ai fornelli e a fiamma media cuocere 15 minuti mescolando ogni tanto. Le arance, quindi anche le bucce, dovranno diventare piuttosto morbide e sul fondo della pentola dovrà formarsi un liquido sciroppato. Lasciamo quindi sobbollire, trascorso un quarto d'ora spegniamo. Lasciamo intiepidire qualche istante e poi possiamo frullare tutto il più finemente possibile. La nostra pasta di arance è già pronta. La possiamo trasferire all'interno di piccoli vasetti di vetro sterilizzati. Possiamo conservarla in frigorifero, la consumeremo nell'arco di qualche giorno o di poche settimane. Se invece vogliamo conservarla per diversi mesi, riponiamo i vasetti in congelatore. Quando prepareremo un dolce e vorremmo utilizzare la pasta di arance, ne basterà prelevare un cucchiaino. Una quantità così piccola riuscirà a rendere ogni ricetta davvero speciale e profumata.